Io la stimo tantissimo da sempre. Anni fa le avevo mandato un libro, si chiamava Il Monte Nus, e mi aveva risposto finalmente un racconto diverso, per cui grazie ancora di questo incoraggiamento. Niente, io sto facendo un incontro internazionale sul tema fede e scienza, però in senso ampio. Mi piacerebbe trattare anche tecnica e intuito, tutti gli aspetti. Che rapporto c'è fra l'aspetto emotivo e razionale? Quindi sia dal mondo occidentale che dal mondo orientale. Quindi io le chiederei se nella vita di un alpinista quanto conta la tecnica, o invece il credere nei propri obiettivi, l'intuito, se vince No, il sonno. generalmente la grande differenza fra la gente dell'est dell'Asia a vedere le montagne e noi vedere le montagne è quello che loro hanno un'emozione molto forte verso le montagne, mentre noi abbiamo un appoggio più che altro pratico-tecnico. Mm. Però questo dipende anche dalla Chiesa. La Chiesa ha coperto quella che era la mitologia della montagna. Anche da noi nelle Alpi c'erano tante montagne sacre che l'uomo ha accettato come un aiuto di orientarsi, ha dato una dimensione religiosa quasi, o divina è meglio, alla montagna, come è stato in Asia. Però in Asia il buddismo e l'induismo non hanno cancellato questo, questo approccio emozionale e non pratico. Loro non sarebbero mai andati in montagna. Tutta altra cosa gli Inca sono saliti sulle montagne anche più alte per portare dei bambini che hanno lasciato morire lassù. Non sappiamo ancora esattamente il perché, però hanno trovato parecchie salme a 7700 metri, 7500 metri, che è chiaro che sono stati offerti a una dimensione divina. Quindi c'è un aspetto trascendentale in più culture che forse noi come occidentali non riusciamo a penetrare completamente. Sì. Ecco, io appunto proprio per questo incontro un mesetto fa sono andato in Nepal per la prima volta in vita mia a intervistare un monaco buddista su queste tematiche qui, e ho avuto l'occasione per la prima volta in vita mia di vedere l'Everest con i miei occhi. È stata un'emozione indescrivibile per me, e mi è parso come che ci fosse qualcosa che sfugge la comprensione razionale. Se le religioni hanno collocato nelle montagne la sede degli dei, ecco, questo aspetto trascendentale presente in più religioni, oggi l'alpinista lo vive, lo ha accantonato come un ricordo del passato. Cioè gli alpinisti oggi ascendono anche interiormente, spiritualmente, o è solo un fatto tecnico per molti? È chiaro che diventa sempre più un fatto tecnico, perché l'alpinismo si sviluppa in un modo dalla prima conquista delle cime alle salite più difficili, vie difficili che porta su una cima già scalata. Più una montagna è toccata, scalata, conquistata, meno valore emotivo ha. Una montagna non scalata anche a me dà molto più emozione che una montagna scalata dove so tutta la storia. E lentamente non è ancora la fine dell'alpinismo tradizionale, perché ci sono ancora tante montagne non scalate, tante vie non scalate, zone intere non toccate dall'uomo perché non si poteva andare là, o perché c'era questa dimensione sacra. Ci sono delle montagne sacre che non si tocca, come in Australia l'Ayers Rock, o l'Uluru si chiama, nel centro dell'Australia. Adesso il governo ha chiuso la salita perché la gente locale, gli aborigeni, hanno detto non vogliamo che la gente profana salga su questa montagna. E ogni montagna viene profanata con le salite. Più salite ci sono, più profana diventa. Inizialmente la montagna, inizialmente parlo del periodo quando le religioni non erano ancora inventate, e così dico che tutte le religioni del mondo sono inventate
dal cervello umano. Non c'è religione che è stata inventata dall'aldilà. Tutti gli dei sono nostra invenzione. Questo però non dice che non c'è soprattutto una visione, una realtà divina che noi non possiamo conoscere perché abbiamo la capacità umana e non la capacità divina. Però le montagne avevano una dimensione divina per la gente perché erano talmente grandi. La montagna ti dà la possibilità di orientarti e la gente prima che fosse nata la religione del singolo Dio, perché i greci avevano 2 dozzine di dei, gli indiani hanno 100.000 dei diversi, il Nepal ne hanno non so quanti. Sì. Politeismo, monoteismo che... Sì, il monoteismo è nato in Egitto 4.000 anni fa più o meno e prima le persone vedevano nella natura la dimensione divina, anche nella montagna, nell'acqua, e si sono chiesti da dove viene questa grandezza, questa bellezza, questo mondo geniale. Non siamo ancora capaci a capire tutto quello che è nel macro e microcosmo. L'uomo 4.000 anni fa... Mi fa ricordare un passo del filosofo Milarepa, Sì. quando parlava degli spiriti aerei delle altezze. Sì. E mi sono sempre chiesto un passo bellissimo che mi ha colpito profondamente, ma a seconda dell'altitudine vivono entità diverse? Lei ha percepito mai degli esseri diversi o degli ordini diversi? No, non ci sono ordini diversi. Però capisco che la gente ha parlato delle montagne sacre, anche l'Everest è una montagna sacra, tutta l'Himalaya era zona di montagne sacre e loro vedevano sulle cime le piazze di danza degli dei e per loro la dimensione divina e la dimensione naturale è la stessa cosa. È chiaro che sull'Everest, sulla cima dell'Everest, le nubi fanno delle danze molto più vivaci che le nubi fanno nella pianura padana. L'uomo ha visto il mondo con un occhio totalmente diverso. Noi vediamo il mondo con l'occhio dello scienziato, anche se non siamo scienziati. Abbiamo letto di qua e di là qualche cosa e vediamo sempre meno dimensione mitica nella montagna. Ma per esempio la solitudine, magari protratta nel tempo, può portare alla penetrazione di questa esperienza divina, o anche lì dipende da come si è soli? Sì. Tante volte. No, la solitudine in città può essere molto più forte che su una grande montagna. L'essere soli in alta montagna è una cosa molto forte, perché sei veramente fuori dal mondo civilizzato. Essere soli. Però l'essere soli è un fatto da definire, mentre la solitudine è un fatto puramente individuale del tuo essere. Tu ti puoi sentire non da solo, sei da solo in una città, in una camera come questa che è quasi una cella di un come si dice? Sì, qui siamo in una cella di un carcere e se devi stare in un carcere per 10 anni è una situazione molto difficile perché l'uomo è fatto per essere con altri, noi siamo esseri sociali, però è possibile tirarti fuori, tiri fuori, vai in solitaria su qualche cima e adesso dipende dalla tua situazione se sei capace a affrontare questo mondo del tutto solitario dove non ci sono altri, però puoi essere come si dice, cioè, quella parola che hai detto prima, essere soli in modi diversi ed sentire la solitudine come un peso. Sì, sì. Perché questo dipende tutto da te.
Ma per esempio ci sono, immagino, fattori anche psicologici o come la solitudine, Sì. ma anche come la volontà, perché ci possono essere delle imprese ritenute impossibili, questo non solo nell'alpinismo, anche nelle grandi rivoluzioni scientifiche o artistiche, prima che vengano compiute sono considerate impossibili, anche se uno ha tutti i mezzi tecnici del mondo. Ma qui siamo in un parallelismo. Nella scienza e nell'alpinismo lo sviluppo segue soltanto una premessa, possibile o impossibile. E ogni giovane nuova generazione tenta di fare possibile quello che la generazione prima ha definito impossibile. Sarà anche nel domani così, nella scienza e anche nell'alpinismo. Nella religione o nel credere non è così, perché le religioni fanno il postulare delle loro verità. Questo è il grande errore che fanno. Il credere è un postulare e la maggior parte della gente è felice, e anche io non è che sono contro il fatto che la religione aiuta la gente a sopportare questa vita, sopportare il fatto che siamo mortali, sopportare il fatto che la vita è strana sapendo che la morte è la fine. Però mi accennava prima che il politeismo è più tollerante, forse, Sì, meno è più dogmatico tollerante. Sì, è più tollerante, ma volevo soltanto dire con questo fatto del politeismo che è la dimostrazione che gli dei sono inventati. Non mi dica nessuno che gli dei sono esistenti, sono invenzione. Una bellissima invenzione, ci aiutano a sopportare il fatto della vita difficile. Un'ultima domanda, proprio per chiudere, mi accennava alle nuove generazioni. Ecco, oggi i giovani si trovano di fronte a un mondo totalmente diverso rispetto agli anni 50-70, che forse era più vicino anche alla natura. Oggi abbiamo cellulari, macchine, GPS, ecco, quindi lei che ha vissuto questo contatto primigenio con gli elementi naturali in un'altra epoca, che consiglio darebbe ai giovani di oggi, nati negli ultimi anni? Nessun consiglio. Loro devono trovare la loro strada. Non c'è la strada giusta o sbagliata, c'è soltanto la strada giusta per un singolo, per una singola, anche per un gruppetto, ma non c'è nell'alpinismo che non è una necessità. È un'altra cosa che noi italiani siamo 60 milioni, 70 milioni, dobbiamo trovare una strada per difenderci, per stare assieme in una nazione, per sopravvivere in caso di problemi grandi. Mentre la necessità di andare su una montagna è zero. Non c'è la necessità. Quindi è un atto irrazionale. Sì, è un atto irrazionale e per questo è molto interessante sapere che soltanto se tu metti un senso dentro e lo fai tu dici io voglio salire su questa via, su una cima. È un fatto anche creativo di trovare la linea giusta per andare e questo mette senso nella tua attività. Non c'è la necessità. È inutile salire le montagne. Noi alpinisti siamo i conquistatori dell'inutile, è un titolo di un libro di Lionel Terray. Però nello stesso tempo chi riesce a dare senso alla sua attività va lontano, chi non dà senso non va lontano. E così entriamo anche nella dimensione religiosa, perché la religione ti dà senso nella vita, ti aiuta a trovare il senso della vita. In questo nostro caso noi stessi diamo questo senso, mentre seguendo una religione prendiamo questo senso da qualcuno che l'ha messo. Certo, è una grande differenza. Quindi lei dice di essere noi stessi creatori del significato della nostra vita. Bene, io ho chiuso le domande, si potrebbe parlare 2 giorni, ma grazie di cuore per queste risposte. Ecco.